Un'altra comunità, quella di Pianiga, comune dove insegna la madre di Luca Tacchetto, il padovano scomparso insieme alla canadese Edith Blé, ha voluto questa sera portare la propria solidarietà e le proprie preghiere alle famiglie in apprensione. Sono ormai passati 37 giorni da quando il 15 dicembre scorso si sono interrotti i contatti. Da allora più nulla dal Burkina Faso, paese dove i due erano in transito. Una situazione complicata in un paese allo stremo sul piano politico e con un clima di tensione generale. Si prega questa sera nella chiesa di San Martino affinché i due tornino a casa sani e salvi. Il 18 gennaio scorso il premier canadese Trudeau, in una conferenza stampa, aveva fatto sapere che la giovane starebbe bene, parole che portano sempre più a considerare la pista del rapimento, ipotesi sulla quale anche l'intelligence italiana sta lavorando nel più stretto riservo. Sfiscia Marciane News, Pianiga.